Alessandro Tedesco un invito a firmare la petizione, una petizione diciamo necessaria anche per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente della foce del fiume Agragas. Sì, noi del Comitato Maddalusa, che stiamo promuovendo Maddalusa e la foce del fiume come luogo del Cuore Fai, stiamo anche muovendo per salvaguardare questo lembo di territorio, questa zona che è di un'importanza storica assai rilevante, essendo stato l'emporio della città greca di Akragas, nonché di una bellezza naturale veramente altissima. Noi del comitato insieme ai ragazzi della Trinacria siamo stati domenica scorsa a pulire tutta la zona, ma ciò è valso a poco perché quotidianamente lì vengono riversati rifiuti di tutti i tipi. Sono stato lì ieri mattina ed era oltre a rifiuti di Eternit sbriciolato, anche altri copertoni, altri sanitari, nonché seminato veramente di salviettine, queste salviettine imbevute e profilattici, una cosa veramente vergognosa, che sanno di atti criminali, non di inciviltà fino a questo punto. Quindi noi proponiamo di installare una barra che impedisca quantomeno l'accesso alle macchine, perché la responsabilità maggiore è proprio la possibilità di accedere con la macchina in questo posto e quindi versare qualsiasi rifiuto in questa zona. Stiamo raccogliendo le firme, siamo arrivati con una petizione su change.org, siamo arrivati a più di 300 firme, vogliamo arrivare a 500 firme e quindi consegnare al Comune questa petizione. Vorrei sottolineare una cosa, che la responsabilità non è solo dell'amministrazione pubblica, ma la responsabilità di tutti coloro che hanno il dovere di diffondere una parola di civiltà, di far rispettare la legge in questo territorio, e mi riferisco dalle forze dell'ordine, dal prefetto fino all'ultimo prete dell'ultima chiesa della provincia di Agrigento, anzi della città italiana. Tutti devono fare il loro dovere in questo paese.